Lei è stato tra i vescovi italiani che ha avuto possibilità di incontrare il nuovo Papa. Che impressione ha avuto e com'è stato questo incontro? L'incontro è stato apprezzato chiaramente dai vescovi della Conferenza Episcopale Italiana, era la prima volta che si incontrava in maniera ufficiale con il Santo Padre, ha pronunziato un discorso di un certo rilievo che dà fiducia, un discorso che non nasconde le difficoltà in cui siamo oggi, ma che dà indicazioni anche piuttosto precise sull'azione pastorale della Chiesa e alcuni elementi per continuare con speranza e con fiducia il cammino delle Chiese. Proprio anche in maniera molto chiara ha detto abbiamo tutta la possibilità di guardare con fiducia al nostro impegno dei pastori, ma insieme a tutta la Chiesa. E poi c'è stato un momento anche di saluto personale, ma molto veloce perché eravamo in tanti e quindi è stato molto disponibile all'incontro, al saluto, ma ci sarà tempo per conoscerci meglio, per capire anche quali direzioni sono quelle che egli pensa opportune per la Chiesa italiana nel nostro tempo. Il fatto che abbiamo un Papa americano in questo periodo storico, lei come la vede? I papi appartengono e non appartengono a un particolare stato, perché la Chiesa è una realtà di comunione, quindi certo egli porta con sé tutta la sua storia, come ciascuna persona, ma è una storia capace di andare al di là dei confini, porta la ricchezza dell'esperienza negli Stati Uniti, ma come quella del Perù dove è stato vescovo, quella di tanti paesi del mondo in cui è andato come generale degli agostiniani, quindi ecco, forse una cosa che può facilitare il fatto di essere statunitense è la familiarità con l'inglese, con lo spagnolo, con le lingue, questo facilitano un poco le relazioni.